tipologia di assalto a cavò e altri dati. Cioè noi siamo partiti da un'attività che era un'attività di alta investigazione con reparti scelti, che poi ci ha portato ad approfondire e a verificare l'altrettanta capacità tecnica operativa di questi soggetti. Questo ci ha indotto in un tempo abbastanza lungo a renderci conto della altissima pericolosità di questi soggetti, che per oltre 5 mesi hanno pianificato con una capacità certosina, un'attenzione particolare, un assalto a un cavò che sarebbe stato addirittura distrutto, abbattuto con un intervento fisico, materiale, quindi con una prassi operativa che ha richiesto, diciamo, il coinvolgimento di numerosissimi soggetti. I nostri uomini hanno lavorato insieme pedinando questi soggetti, i nostri uomini hanno lavorato insieme intercettando questi soggetti, seguendo questi soggetti, tutti insieme, una squadra fortissima, e credo che questo sia il valore aggiunto di questa operazione. 14 persone armate con giubbotto antiproiettile e 5 con mitragliatori o fucili e pistole. Erano state dislocate nelle varie zone sensibili le autovetture rubate, non solo per effettuare la chiusura ma per garantire anche la fuga, e il cavò sarebbe stato assaltato con una macchina operatrice munita di martello per sfondare la parte linciamento armato della struttura.